Benvenuti a Veneto in Transizione. La puntata di oggi è dedicata al cambiamento perché in tempi di crisi non solo economica ma anche culturale e sociale bisogna trovare nuove soluzioni e nuovi stili di vita per vivere meglio. Ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Andrea Tronchin, benvenuto. Andrea è responsabile dell'arcipelago SCEC in Veneto e Trentino Alto Adige e presidente della RES Naturalmente Verona. Paola Malgaretto invece è bioarchitetto di professione ma collabora con diverse associazioni tra cui Transition Town e Movimento per la Decrescita Felice di Venezia. Buonasera. Parto subito con una domanda. La crisi secondo voi è un'opportunità? Sì, la crisi è un'opportunità e una necessità perché ci troviamo di fronte a una crisi multipla, quindi una crisi economica sì ma anche ambientale, sociale, politica, che sta diventando sempre più difficile per sempre più persone, quindi il mutamento collettivo è necessario proprio per far fronte a questo regime di difficoltà in cui l'umanità si viene a trovare di fronte volente o nolente. Quindi di necessità virtù. Esatto. Paola, secondo te quali sono gli scenari futuri? Ma gli scenari futuri più chiari che si stanno prospettando sono di sicuro una crisi climatica e una crisi energetica, quindi in questo senso bisogna pensare di ricostruire attorno alle comunità una forte resilienza in grado di poter rispondere senza essere troppo traumatizzata a questi cambiamenti e poter dare delle risposte di autosostentamento reciproco. E le associazioni con cui collabori, che sono appunto Transition Town e Movimento per la Decrescita Felice di Venezia, di cosa si occupano brevemente, se puoi dare una definizione di entrambe? Sì, allora il Movimento per la Decrescita Felice nasce attorno al pensiero della bioeconomia e si pone in antitesi. Quindi bioeconomia che cosa si bioeconomia intende? È un pensiero economico che parte dall'analisi delle perdite energetiche all'interno dei sistemi produttivi e anche alla perdita di materiale, di materie prime, quindi necessariamente... Quindi energia rinnovabile? Energia non rinnovabile, quella che viene utilizzata attualmente. Sì. E quindi ma è legato a questo discorso dell'energia rinnovabile. La necessità di poter riconvertire il mondo economico all'interno di modelli che ripropongono i modelli dell'ecologia. Perfetto. In maniera molto sintetica e anche abbastanza superficiale. E quindi vi rifate a questo... In questo senso la decrescita si pone in maniera critica nei confronti dello sviluppo consumistico, pensato comunque a una crescita infinita nei confronti a un mondo, una terra che ha delle risorse invece che sono visibilmente finite, che stanno anche finendo, e in tal senso cerca di dare una risposta molto pragmatica anche dal punto di vista di una riduzione degli sprechi, quindi di pensare un'economia riproposta con una decrescita delle attività che non sono necessarie, che portano all'inutilità del lavoro stesso, che ce ne sono comunque. Quindi più tempo libero, meno lavoro, pensare magari meno ricchezza, di più al tempo libero, ai rapporti sociali, alla comunità, quindi a non dover monetizzare anche gli scambi tra le persone, ma poter anche pensare a creare delle relazioni di valore, puntare quindi valore umano prima a un benessere e alla qualità della vita, che non è di sicuro quello che viene calcolato con il PIL, che non è altro che un indicatore monetario e che non ha niente a che fare con il concreto benessere poi della comunità. Transition Town? Transition Town in maniera molto più... Allora diciamo, il Movimento della Decrescita Felice è un movimento nazionale. Transition Town nasce in area anglosassone e secondo me porta in sé il germe anche di questo pensiero.
e parte appunto da voler dare risposta alle due urgenze, appunto picco del petrolio, cambiamenti climatici, li analizza assieme per poter dare delle risposte concrete, attivando la comunità attorno a dei progetti per pensare di poter sopravvivere anche senza dover dipendere dal petrolio. Questo fa sì che bisogna rivoluzionare tutto pensare a un stile di salto vita culturale importante, quindi che non è solo quello della green economy, di poter mettere un pannello solare sopra una casa e aver dato risposta all'idea della sostenibilità ambientale, ma vuol dire pensare di riconvertire tantissimi modelli, di sicuro anche di produzione di energia in questo caso, ma anche pensare proprio a ridurre gli sprechi, ridurre le distanze, rilocalizzare l'economia localmente. Quindi chilometro zero e di sicuro i progetti più interessanti invece della macchina che vengono avviati sono attorno al cibo, quindi la sovranità alimentare e la possibilità di coltivare il cibo in prossimità dove si abita, proprio perché il cibo comunque è l'elemento principale necessario alla nostra vita. Andrea, invece vedo sul tavolo delle banconote che sembrano un po' le banconote del Monopoli, ma non è così. Che cos'è? Questi è uno strumento. Ti sento sospirare. Sì, sì. È una cosa strana della vita, sono degli strumenti legati a un'idea. SHEC è l'acronimo di solidarietà che cammina, quindi è uno strumento di solidarietà. Prima di tutto, la solidarietà è ciò che in questo momento serve per poter mettere in pratica tutto quello che fino adesso abbiamo detto che è necessario mettere in pratica. Senza di quella andiamo poco lontano, andiamo verso la guerra. Quindi l'aumento della coesione sociale sono uno strumento sofisticato, econometrico, cioè possono misurare l'economia, possono essere utilizzati per gli scambi, ma funzionano anche da attivatori della coesione sociale, in quanto questi strumenti si diffondono solo là dove ci sono delle persone che li vogliono diffondere e si creano delle collettività che li usano. E come funzionano nello specifico, no? Nel pratico? Allora, da un punto di vista tecnico, lo SHEC è un abbuono, uno sconto incondizionato, che funziona come uno sconto, viene accettato in percentuale rispetto al totale. Se io spendo 100 euro di frutta e verdura biologica che io commercializzo, io accetto il 10% di SHEC, quindi saranno 90 euro e 10 SHEC che io andrò ad accettare. Ovviamente al fisco dichiaro 90 euro, perché degli SHEC non gli interessa niente. Ma ha un valore legale? Ma vale 1 a 1 con l'euro, ma è un valore che abbiamo dato noi per facilitare lo scambio, semplicemente. Come sotto l'euro non c'è oro, non c'è niente, è carta inchiostro, anche sotto lo SHEC non c'è niente, è carta inchiostro e vale lo stesso. E se da domani tutti gli italiani iniziassero a utilizzare gli SHEC invece degli euro, che cosa succederebbe? Poniamo che domani 1 milione di italiani utilizzano uno SHEC, sono 1 milione di SHEC spesi, quindi 1 milione di euro risparmiati, ma sono 9 milioni di euro veri agganciati al circuito di accettatori di Arcipelago SHEC, cioè la funzione di trattenere la ricchezza che viene prodotta nel territorio e di mantenerla sul territorio stesso, agganciandoli allo SHEC e al circuito SHEC che si basa su accettatori, aziende locali, comunque di prossimità. Quindi ridurrebbe il debito pubblico? Se domani tutti gli italiani ne spendessero 100, avremo 600 milioni di euro risparmiati e avremo risolto i nostri problemi. Più si risparmia, perché l'euro è una moneta a debito a circolo forzoso gravata da interesse, cioè per averla dobbiamo fare un debito, dobbiamo restituirla e dobbiamo restituire anche l'interesse e siamo obbligati a usare l'euro, non possiamo usare qualcosa di diverso, questo è il circolo forzoso. Lo SHEC invece è gratuito e senza interessi, non c'è nessun debito per averlo. Cosa vuol dire? Che
lo cheque non crea debito. L'euro è basato sul debito, la Banca Centrale Europea stampa 100, adesso ha stampato, dice che ce n'è da tanti, la gente è contenta e non capiamo perché, perché è tutto debito che dobbiamo ripagare. Se loro ci danno 100, stampati 100 e ne vogliono indietro 110, noi gli restituiamo tutto il capitale 100, ma non abbiamo 10 che non sono stati stampati dell'interesse. Dove tiriamo fuori quei 10? Ci dobbiamo vendere la casa, ci dobbiamo vendere il terreno, dobbiamo lavorare per loro, ma comunque il debito cresce, continua a crescere portandoci via qualcosa, questo è il problema dell'euro. E con gli cheque, per esempio, non possiamo stamparceli a casa, per dire? Ma se uno si stampa gli cheque a casa ci risparmia le spese di stampa, perché sono gratuiti e non capiamo perché uno dovrebbe spendere i soldi per stamparseli se non per farci un piacere. Quindi come avviene, diciamo, se una persona da domani vuole aderire al circuito cheque, come deve fare? C'è il sito, è la cosa più facile da casa, uno va sul computer e si può iscrivere tramite il sito o se no tramite i responsabili. C'è una quota di iscrizione che è libera per gli usufruitori, i consumatori, è una quota minima annuale di 10 euro per le aziende e nel momento in cui ci si iscrive viene attivato un conto corrente gratuito che funziona come quello della banca solo che non costa niente e i cheque elettronici che vengono caricati a tutti nella stessa quantità possono essere convertiti in cartacei, che qui abbiamo la versione cartacea, e possono essere utilizzati. Agganciati allo cheque c'è una serie di progetti che si collegano a quello che è stato detto prima sulla transizione. Vi interrompo per lanciare la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Bentornati a Veneto in Transizione, Andrea ci sta spiegando l'arcipelago CHEC, come funziona. Quante persone ci sono in Veneto che hanno aderito? Allora, qualche migliaio gli aderenti usufruitori, consumatori e circa 200 realtà gli accettatori che sono di tutte le tipologie, da parrucchiera, la pizzeria, il dentista, l'agricoltore, medico. Quindi una volta diciamo che aderisco trovo la lista delle persone che accettano questi check? Sì, sul database del sito dove spendere gli check si mette la regione, si mette la città e viene fuori l'elenco degli accettatori perché il progetto è nazionale. In Veneto qual è la realtà più, diciamo, che utilizza maggiormente questi check? Gli check sono abbastanza diffusi nel Veneto a macchia di leopardo. C'è stato un grosso sviluppo a Caorle e dintorni, in quanto degli avventori intelligenti e soprattutto degli avventori che si sono trovati sotto la pressione della crisi. La crisi Caorle è turistica. Hanno cercato delle scappatoie per resistere e hanno trovato gli check. Insieme si sono messi e hanno organizzato il circuito presso Caorle, hanno aderito una quarantina di realtà insieme, hanno coinvolto l'associazione di categoria in questo e questo ha favorito lo sviluppo. Gli check girano, se io col mio lavoro guadagno check, se quest'estate voglio andare a Caorle so che là posso spenderli tranquillamente. Ora ci colleghiamo invece con Alessandro Borzaga, che è il fondatore di Passamano, un negozio molto particolare che si trova a Bolzano. Ciao Alessandro, l'economia gratuita, Alessandro sostiene che può essere un motore di sviluppo. Come? Assolutamente sì, posso parlare per esperienza personale perché dopo diversi anni di volontariato tutta la nostra esperienza è convogliata nell'apertura di un negozio dell'usato gratuito che si chiama Passamano, che ha copiato un pochino, ha preso esempio dal negozio Costmix di Innsbruck e dal negozio Free Shop di Berlino, e quindi è un negozio dove le persone portano tutto quello che non utilizzano più nelle loro case, nei loro armadi, garage, cantine, lo depositano gratuitamente presso di noi e noi lo doniamo alle persone che ne hanno bisogno, al massimo 5 oggetti alla volta. Tutto questo produce una filiera di gratuità che si autoalimenta
in pratica io ho messo a disposizione gratuita il negozio che avevo ereditato dai miei genitori. I volontari, che adesso dopo 3 anni sono diventati circa 30, mettono a disposizione gratuita 2-3 ore o 4 ore alla settimana del loro tempo e coprono tutti i turni, perché siamo aperti 5 ore al giorno. I cittadini di Bolzano conferiscono un sacco di oggetti, vestiti, scarpe, abbigliamento sportivo, libri, suppellettili, casalinghi, giocattoli, conferiscono un sacco di cose presso il nostro negozio. Dopodiché i cittadini che ne hanno bisogno vengono e prendono 5 oggetti alla volta gratuitamente, e molti, i più corretti, diciamo i più abbienti, fanno delle bellissime offerte, tant'è che siamo anche in attivo dal punto di vista economico. Quindi abbiamo prodotto molta più ricchezza che magari affittare questo negozio, ecco, cioè il volume di ricchezza fatta di oggetti, relazioni, conoscenze e competenze è nettamente superiore a quella che potrebbe essere un canone di affitto, tra l'altro poi ridotto dalla burocrazia e dalle tasse. Ed è un modello che si sta sviluppando anche in altri centri? Si è replicato a Caserta e a Treviso, inoltre esiste una realtà analoga alla nostra che si chiama Il Formicaio di Lecce, che è partito, diciamo, dagli studenti dell'università e poi si è ampliato a tutta la comunità di Lecce. E la ricchezza che valore assume in quest'ottica di economia gratuita? La ricchezza può essere quantificata anche in risparmio energetico, perché un oggetto che viene prodotto, viene utilizzato pochissimo e poi viene incenerito, sicuramente a livello proprio globale produce molto meno ricchezza rispetto a un oggetto che invece viene riutilizzato 2-3 volte, per cui si risparmia lavoro, si risparmiano energie, si risparmiano materie prime e l'ambiente ringrazia, quindi anche questa è ricchezza. Ringrazio Alessandro e Paola. Invece, tra tutti i progetti di cui vi occupate, orti urbani, c'è anche un esempio di forno comunitario che avete creato? Sì, abbiamo avviato un progetto partecipando a un bando comunale che ci ha dato un rimborso economico. Questo a Mestre? A Mestre. E abbiamo realizzato la scorsa primavera un forno con materiali reperiti nel posto, quindi in terra cruda e paglia. Il forno durante la costruzione è stato anche visitato dalle persone che abitano attorno a quest'area, perché forse non ho detto che il forno è stato realizzato all'interno di un parco pubblico. E poi per tutta l'estate, nonostante sia stata un'estate molto piovosa, il forno è stato coperto dalle persone e andavano a scoprirlo quando c'era il sole, è stato poi acceso un paio di volte al mese, anche forse una volta alla settimana. È stata occasione per fare dei corsi sulla panificazione naturale con la pasta madre e per cuocere il pane, per far feste, cuocere la pizza. Quindi un momento di convivenza, molto importante di convivenza. I bambini che erano con noi durante la costruzione del forno sono molto orgogliosi del loro forno, perché tra l'altro gli abbiamo dato anche una forma particolare che vediamo nelle foto. Nasce in una zona che è conosciuta a Marghera come la Rana, quindi abbiamo dato la forma di questo forno a rana, e i bambini stessi hanno contribuito alla costruzione dei particolari, sempre con la terra e il fango, e sono molto contenti, ci tengono molto e lo proteggono e lo curano. Invece Andrea, quando parliamo di gruppi di acquisto solidale, che cosa si intende? Si intende un mondo particolare dove la solidarietà è l'orizzonte collettivo. Poi, come in ogni famiglia, c'è un po' di tutto, si litiga anche lì, lo scopo con cui nascono? Ma lo scopo con cui nascono, una volta c'erano le cascine che erano una collettività di famiglie che si davano una mano l'una con l'altra, e questo faceva funzionare e faceva progredire la società. Poi ci hanno individualizzati, polverizzati, dobbiamo essere single, che se no non va bene, o andare fuori di casa subito a 18 anni, perché se no non va bene, non fa economia. In realtà quindi si creano dei gruppi che comprano tutti insieme. Sì, allora
dall'acquisto semplice collettivo si può arrivare a azioni più complesse, più importanti. Nel mio lavoro c'è una bella differenza se io consegno a un gruppo d'acquisto solidale o a un GAS, cioè un gruppo d'acquisto di autoproduzione solidale. Sono diversi modi di approcciarsi alla vita e di agire di conseguenza, e il rapporto e le cose che io posso fare con questi gruppi sono diverse. E se aderisco ad uno di questi gruppi spendo di meno? Ma non è detto che spendi di meno, sicuramente fai delle spese più corrette, nel senso qualità-prezzo, sicuramente ci siamo, cioè il giusto prezzo dato al contadino e dei prodotti veramente di qualità. Quindi rispetto ad andare al supermercato mangio meglio e spendo di meno. Ma non solo, se io faccio consegna a gruppi d'acquisto, se io consegnassi a domicilio farei 10 volte di chilometri in più rispetto a consegnare a dei gruppi. Quindi c'è anche nel sistema dell'acquisto collettivo una decrescita nell'uso di carburante, nel consumo di mezzi produttivi, perché ricicliamo ad esempio le cassette di plastica, loro ce le restituiscono, di solito le persone se la portano a casa e poi la buttano nell'immondizia. Invece queste associazioni hanno una diffusione nazionale, ma qui nel territorio chi sono i volontari? Chi aderisce a queste associazioni? Questa è una bella domanda, ti ringrazio, perché i volontari siamo persone comuni, persone normali che hanno sentito la necessità di guardare fuori di casa propria per capire che cosa stava succedendo e soprattutto cosa si poteva fare per avviare un cambiamento più rapido e consapevole. E quindi sono persone che dedicano parte del loro tempo ad altro, a pensare di costruire una visione di un futuro che sia un futuro dove tutti possano avere una dignità, dove l'ambiente sia rispettato. Quindi pensare anche ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. È un futuro pensato per le nostre famiglie, per i nipoti e per la sopravvivenza della nostra specie su questa terra. Perché in realtà è un problema immediato, senza andare troppo in là col tempo. Sì, il problema è veramente grosso, è un problema immediato, infatti. Con le scuole state facendo delle campagne di sensibilizzazione? E allora, la questione volontaria, ad esempio, il nostro circolo siamo veramente in pochi e anche se ci chiamano nelle scuole noi andiamo volentieri, però facciamo fatica poi a proporci. Infatti il mio appello è quello di chiedere aiuto alle persone che abbiano voglia di mettersi in discussione e di venire a far parte della nostra attività del circolo. Noi siamo a Venezia, ce n'è una a Padova, ce n'è una a Verona, insomma ce ne sono abbastanza, basta andare nel sito nazionale e c'è l'elenco di tutti i circoli, quindi andare a dare una mano, fare del volontariato proprio per poter dare risposta, perché la richiesta sta diventando una richiesta importante e noi siamo pochi e non riusciamo sempre a poter andare dappertutto. Quello che è bello è che spesso i ragazzi ci chiamano per andare nelle scuole, quindi per noi è uno stimolo importante, perché purtroppo l'ecologia non c'è dentro i programmi istituzionali scolastici, invece dovrebbe essere il tema principale attorno al quale costruire tutta la didattica. Prima di chiudere ricordiamo ai telespettatori il prossimo incontro di Transition Town. Sì, e allora questo fine settimana ci saranno 2 giornate dedicate alla transizione. È un training che ci consentirà di pensare a cosa significa la transizione interiore, quindi il primo passo è quello di un cambiamento interiore profondo, quindi prendere consapevolezza di cosa questo possa voler dire, e un momento di invece confronto con il gruppo. E durante queste giornate cercheremo anche di capire quali possono essere le migliori modalità per avvicinare persone, per relazionarsi in maniera positiva, cercando di superare poi quegli scogli che si possono creare all'interno di gruppi di persone, proprio per avere una disponibilità al dialogo e all'inclusione sociale,
Chi fosse interessato può andare nel sito di Transition Italia e vedere appunto se ci sono ancora posti disponibili, perché so che per fortuna il training ha avuto successo e quindi abbiamo quasi raggiunto il limite massimo. Grazie. Andrea, invece i tuoi siti quali sono? Ma il sito di arcipelagoshek.net per chi vuole approfondire lo SHEC, naturalmente verona.org per vedere un po' la rete che poi si è sviluppata in retebuonvivere.org e poi non so, c'è biosol.it che è il sistema di piccola distribuzione organizzata a gruppi d'acquisto. Bene, ringrazio i nostri ospiti e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.